un boato, un shock e un fumetto. Mancano pochi minuti alle 11 quando in via Cadore a Cairano San Marco si consuma l'ennesima tragedia della strada. I primi ad accorrere sono alcuni residenti. Scioccante la scena che si presenta ai loro occhi. Nel fossato che costeggia la provinciale, capovolto su un fianco c'è un auto articolato della società Vidori Servizi Ambientali che trasporta rifiuti speciali. Di lato, parzialmente schiacciata dal rimorchio, una mini bianca. È uscito subito e si è trovata una scena agghiacciante. Proprio, una roba spaventosa. Per Chiara Lando, 22 anni di Colbertaldo, frazione di Vidor, al volante della Mini, non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM che non possono fare altro che constatarne il decesso. Sotto shock il conducente del camion, un 33enne, poi trasportato all'ospedale con qualche lieve lesione. Uscito da solo e si è aperta la porta e si è venuto fuori e lui c'è poi là e dopo no, non ho fatto niente, è venuto a piedi e si è seduto. Sul posto arriva anche il sindaco di Cairano. Incommentabile, in queste situazioni non si sa cosa dire. Sul luogo anche la Polizia Stradale di Treviso per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione degli agenti, stando anche alle testimonianze di alcuni automobilisti che hanno assistito all'impatto, la Mini, per cause che ora dovranno essere chiarite, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il camion. Nonostante il tentativo di frenare, l'impatto è stato inevitabile. La vettura ha colpito il lato destro dell'auto articolato prima che i due mezzi finissero nel fossato. Violento l'impatto, come dimostrano i frammenti volati a diversi metri di distanza. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico lungo la provinciale con lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto hanno lavorato i tecnici della Vidori Servizi Ambientali per mettere in sicurezza alcuni bidoni e recuperare i rifiuti contenuti nel camion. La notizia ben presto è arrivata a Vidor, dove Chiara viveva insieme a papà Luca, mamma Marzia e il fratello Marco. Sotto shock il sindaco Mario Bailo. È una tragedia indescrivibile, tutta la comunità è sconvolta. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Chiara e di coloro che l'amministrazione è a disposizione per qualsiasi esigenza. Intanto in via Cadore, di fronte a questa giovane vita spezzata, si ripropone il tema della sicurezza della provinciale. Qua è un morto ogni 50 metri, uno davanti a casa, 4 davanti a casa ha, uno appena qua da sola, ogni 50 metri è un morto. 63 anni che sono qua, ne ho visti di tutti i colori. E perché hanno fatto una corsia di sorpasso non si può. Sarebbe messa in sicurezza. Messa in sicurezza, come si fa a mettere in sicurezza una strada così? Dovrebbe forse pensare a un controllo di velocità. Diciamo che penso che come in questo caso non sia dovuto alla velocità, penso che sia dovuto a qualcos'altro.